Al fianco di Rilancia Friuli gran parte dell'opposizione regionale, a partire dal Patto per l'Autonomia che ribadisce come gli investimenti eccessivi sul turismo siano del tutto fuori luogo. Sì, alla vigilia del 1° maggio è importante fare il punto rispetto al tema del lavoro e naturalmente dell'economia di questa regione. E anche se qualcuno dice che tutto sta andando a gonfie vele, in realtà i dati che ci presenta oggi Rilancia Friuli sono dei dati che mettono in evidenza tante criticità. Dal punto di vista del PIL e quindi della crescita, il Friuli Venezia Giulia cresce meno della media italiana e meno delle regioni del nord-est. È una regione con grave carenza di manodopera, abbiamo risorse importanti a livello regionale, però bisogna mettere nel posto giusto. Ecco, noi crediamo che mettere centinaia di milioni di euro esclusivamente su alcune poste come quella degli impianti sciistici a bassa quota, ad esempio, sia una scelta strategica sbagliata. Ad esempio, quando noi ragioniamo di industria dobbiamo pensare appunto alle persone che ci lavorano nei prossimi anni, vuol dire affrontare anche il tema della casa. Su questo degli investimenti significativi per affrontare il tema della casa per i nostri giovani e per le persone che vogliono venire a lavorare nella nostra regione è una questione che l'amministrazione regionale non sta toccando per nulla. Preoccupazione anche nelle fila del Partito Democratico, come testimoniato dalle parole del capogruppo, Diego Moretti. La crescita rischia di essere 0, poco più e quindi il nostro è un grido di attenzione nei confronti della Giunta affinché le prossime leggi di assestamento, in particolare di luglio e di ottobre, siano indirizzate allo sviluppo economico e alla crescita economica che secondo noi deve essere la priorità. Ecco, quindi di fronte a enormi risorse di bilancio dobbiamo puntare a quello.